Allora, ci troviamo al Teatro San Ferdinando, è di scena Hubris o Ibris nella forma traslitterata, uno spettacolo che ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel luglio del 2022 e che è candidato al premio come migliore spettacolo, premio Ubu, che possiamo dire è una sorta di equivalente teatrale dei David di Donatello. Allora, Antonio, ibris nella forma traslitterata, come dicevo, in greco era la tracotanza dell'eroe che cercava di sfidare l'ordine precostituito, l'ordine divino. Nel tuo spettacolo vediamo Nostro. sì, nel vostro spettacolo, certo, scusate, tanti atti di hubris, possiamo dire, la hubris di chi esclude, di chi discrimina, di chi giudica. È giusta questa interpretazione? È l'esuberanza dell'essere umano verso se stesso, perché non credendo in nessuna forma sovrannaturale, almeno io, poi Flavia non so, parla per sé, io escludo l'esistenza di qualsiasi, insomma, non può esistere Dio in una mente sana, quindi Dio esiste in menti che sono inclini al difetto e alla paura, non perché chi non crede ha paura lo stesso, però è una paura diversa. Quindi è la prepotenza dell'uomo verso se stesso, non essendoci un Dio di riferimento. Si può essere tracotanti anche verso i propri simili, non bisogna esserlo solo verso forme di sovrannaturali che poi non ci sono. Per Flavia esistono forme, entità sovrannaturali che possano La essere natura, sfidate? la natura è soprannaturale. Comunque, questo titolo è anche dovuto al fatto che noi volevamo dare l'idea del momento storico, cioè di questa supervalutazione dell'essere individuale dell'uomo. E quindi abbiamo trovato questa parola che rispecchia il sentimento attuale, cioè è l'uomo come super, come unico riferimento per se stesso. Benissimo, e l'uomo come si relaziona con l'altro? Sembra che nel vostro spettacolo ci sia un tentativo disperato di cercare una relazione che a volte però è convenzionale e fittizia, o che esiste nella misura in cui l'uomo cerca di colmare il suo vuoto esistenziale. Cosa ne pensi? Io? Mhm. Io penso che l'uomo non ha voglia di Relazionarsi. relazionarsi assolutamente in questo momento, ha voglia solamente di primeggiare sull'altro e quindi Per Antonio? Ma io penso che l'uomo sia un essere terribilmente inferiore alla media, ecco quello che penso dell'essere umano. Come dico sempre in Baumut, è una battuta di Baumut, cioè non mi preoccupo proprio dell'uomo perché lo trovo terribilmente inferiore alla media. Quale media? La media umana o la media sovrannaturale? Probabilmente è inferiore a se stesso, è inferiore alla media che lui stesso rappresenta. Non mi sembra che l'uomo sia... Cioè noi non riusciamo a capire mondi alternativi perché la nostra intelligenza non ce lo permette. Noi arriviamo a ipotizzare quello che riusciamo a ipotizzare col cervello che abbiamo, no? Quindi oltre non arriviamo, siamo imperfetti, siamo fatti con tutti i fili, se vediamo il corpo umano, è un miracolo che stia in piedi e è normale che si ammali. Capito. Senti, la porta è un po' il leitmotiv di questo spettacolo, una sottile linea di demarcazione tra interno e esterno. Solitamente noi pensiamo all'interno come un luogo protetto, rassicurante, e invece è proprio all'interno, anche alla luce degli eventi recenti, no? Del contesto familiare che a volte si consumano drammi. Eh, il confine quindi tra interno e esterno possiamo dire che è un confine abbastanza sottile, quasi impercettibile. Beh, i drammi si consumano all'interno del contesto familiare, ma anche se non succede niente, anche se non succede niente in una famiglia, è già drammatico che la famiglia esista, quindi il dramma è nella sua conformazione, ma i drammi si consumano, non è che quello che sta succedendo, quello che succede adesso, insomma, queste violente ritorsioni verso l'essere umano, che sia donna o che sia uomo, debbano, e perché si verificano queste cose in ambito familiare, ci devono far dimenticare quello che sta succedendo altrove, cioè la cancellazione di un popolo, che è il popolo palestinese, insomma, cioè, si sta verificando questo. Mi sembra che sia giusto prendere le difese di chi viene ucciso dalla follia umana, ma bisogna prendere le difese anche delle migliaia di persone che muoiono perché uccise dalle armi umane. Ecco, quindi la famiglia è pericolosa, ma è più pericoloso chi strumentalizza
il male che avviene dentro la famiglia per nascondere altri mali ancora più gravi e prepotenti. La porta ha anche un altro significato, è una porta che ha perso completamente la sua funzione razionale, perché non ha una stanza, non apre sul nulla e chiude sul nulla. Lo immagina l'uomo, cioè l'essere vivente nello spettacolo, quello che può essere la porta. Perciò significa questo qui che ci stanno cambiando i significati sotto al naso e noi continuiamo a credere in significati che ormai sono insignificanti. Perfetto. Un'ultima domanda. Vediamo sul palco molti attori, prego Rossella di interpretare, tra gli altri Ivan Bellavista. È uno spettacolo in cui c'è una presenza corale di attori, e questo è un elemento di novità di Hubris, quasi ad amplificare il dramma esistenziale. Chiedo ad Antonio e invece chiedo a Flavia come l'Habitat si è adeguato a questa espansione, diciamo, numerica di performer. L'Habitat non si adegua, esiste, è come un'architettura, è un'urbanizzazione, non si adatta a niente, si adatta solo allo spazio del teatro. Quindi diciamo non c'è stato da parte tua uno sforzo di in qualche modo conformarsi anche alla presenza di più attori sulla scena, è No, qualcosa che viene abbiamo spontaneamente. deciso insieme di fare un lavoro corale e poi ognuno di noi ha fatto la sua, ha dato la sua idea suo di quello contributo. che era. E Lavoriamo invece sempre così. per te dicevo, questa presenza corale amplifica il dramma esistenziale o no? No, era una ricerca di qualche cosa che non avevamo fatto, quindi soltanto amplificando il mio corpo con altri, aumentando il numero delle presenze in scena, potevamo andare verso una strada che non avevamo percorso. Cioè non è che uno lo fa perché lo decide prima. Noi prima facciamo questo discorso, non possiamo ripetere quello che abbiamo già fatto. Avere più attori sul palco ci permette di non essere simili a noi stessi e quindi è molto più semplice, ha ragione. Non è stata una scelta verso un movimento coreografico, è stata la scelta di fare qualcosa per tradire quello che avevamo fatto in precedenza. Qualsiasi mezzo. È venuto camminando poi il tutto. Noi lavoriamo sull'esistente, sull'improvvisazione, quindi comunque non è che uno pensa quello che vuole fare, lo fa. È un lavoro in fieri, diciamo. Sì, perché siamo dei tramiti, noi respiriamo la realtà, la buttiamo dentro e la buttiamo fuori in modo spontaneo, quindi niente è voluto, tutto nasce nella spontaneità e funziona proprio per questo. Ci sono 4 attori e 4 non attori, ognuno significa un mondo diverso, quindi questi attori sono mondi diversi che ruotano intorno a Antonio, che appunto cerca di manovrarli, ma mantengono la loro personalità. Perfetto. Qualsiasi fine in noi, non è che il mezzo giustifica il fine, in noi qualsiasi fine giustifica il mezzo. Il fine era un ripeterci e il mezzo è ampliare la scelta delle persone che lavorano con noi. Ecco, tutto qua. Va bene, ringraziamo Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Di niente. Lo spettacolo Hubris sarà di scena allo Quando San va questo? Ferdinando. In questi giorni? Sì, in questi Quindi giorni, possiamo dire che fino domani, al 3 di dicembre. e domani noi facciamo un incontro all'asilo Filangeri alle ore 18, io e Flavia Poi c'è proietteremo le la cose presentazione anche del Fattaccio. del Fattaccio alla alla- Feltrinelli, dopo domani alle 18.